Di lavoro ce n'è da fare ancora molto tra manutenzione ordinaria e straordinaria, ma nel periodo natalizio la maggior parte dei cantieri sulla rete autostradale ligure si ferma. Per facilitare gli spostamenti delle persone e probabilmente anche per venire incontro a chi normalmente sulle autostrade lavora. Il disagio più evidente, ma iniziato già dall'11 dicembre, è la chiusura del casello di Genova Nervi verso Livorno, prevista fino al 5 febbraio. Una scelta fatta dal comune ed autostrade, prendendo in considerazione i volumi di traffico in quel periodo. Dal 22 dicembre inizia la riduzione più consistente. Dovrebbe rimanere solo un salto di corsia tra Lavagna e Sesti Levante, necessario per lavori di manutenzione alle gallerie Sant'Anna, Del Fico e San Bernardo. Rimane anche quello sulla 26 con 2 deviazioni di carreggiata tra Masone e Ovada. Una riduzione di carreggiati in A10 sulle rampe di accesso del casello di Genova Aeroporto e in A7 tra Bolzaneto e Busalla. In questo caso alla domenica sono garantite 2 corsie. Tutto il resto direi che prevede un alleggerimento molto significativo che ci darà un po' di tregua per le vacanze natalizie, e salvo poi ovviamente il tavolo si tornerà a riunire poco prima, diciamo così, della ripresa del lavoro di tutti, quindi dopo la Befana, e dall'8 di gennaio, dal pomeriggio dell'8 di gennaio, credo che i cantieri, come dire, torneranno in questo programma molto impattante e, come dire, anche però molto necessario di manutenzioni non solo ordinarie ma soprattutto strutturali, perché poi vuol dire sicurezza degli utenti e ovviamente sicurezza delle nostre infrastrutture. Nei tratti di Autostrade per l'Italia, quindi semplificando molto da Sesti Levante a Savona e da Genova verso il Piemonte, in questi ultimi giorni, prima della riduzione, le tratte più rallentate sono quelle in A10 direzione Genova e in A26 sia direzione Voltri sia direzione Gravellone a Toce. I tempi di percorrenza previsti sono superiori o molto superiori alla media proprio a causa dei lavori.